Seconda corsa dall'Arcoveggio di Bologna, una prova per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto 2000 euro in carriera. Non corre il numero 6 di Ina Dipa, rimangono in 9 dietro le ali dell'autostart per i consueti 1660 metri da percorrere. Il favorito della corsa è il numero 3 di Ivor Francis. Roberto Vecchione in salchi per Roberto Ruvolo all'allenamento e i colori della scuderia Starlight, un figlio di Love Matters che ha colto un terzo e un secondo posto nelle prime 2 uscite in carriera e oggi cerca il bersaglio grosso. Le alternative: il numero 4 di Immero P con Antonio Di Nardo, soggetto ancora da inquadrare dal punto di vista della meccanica, e poi il numero 1 di Ileo degli Dei. L'autostart inizia a muoversi, sembra tutto pronto, si va con il numero 1 Ileo degli Dei Maurizio Cheli, 2 Illuminata Filippo Monti, 3 Ivor Francis Roberto Vecchione, 4 Immer OP Antonio Di Nardo, 5 Julia Gens GPD Gabriele Quarneti, in seconda fila 7 Impossible Joe Carmine Piscoglio, 8 Italia d'Alvio François Conigliaro, 9 Italo Ser Alberto Garruto, 10 Ignazio Capar Davide Di Stefano. Macchina prende velocità, si prepara al lancio. Parte piano Julia Gens GPD. Partiti. Sbaglia Illuminata, va al comando Ivor Francis nei confronti di Ileo degli Dei, poi Immer OP che cerca posto in corda, non lo trova per l'inserimento di Impossible Joe e così sulla prima curva in vantaggio Ivor Francis nei confronti di Ileo degli Dei, poi Impossible Joe, quindi Immer OP Ignazio Capar. 14,9 i primi 200 metri di corsa, con al comando numero Ivor 8, Francis. Italia d'Alvio squalificato. Arriva all'esterno Ignazio Capar che punta in avanti dopo 400 metri in 36. Ivor Francis all'approccio della curva di sinistra è sempre in vantaggio, al suo esterno avanza Ignazio Capar, secondo in corda Ileo degli Dei, galoppa Ignazio Capar. Dopo 600 metri di corsa passati in 45,9. Numero 10 Ignazio Capar squalificato. Siene al passaggio sotto alle tribune con Ivor Francis sempre in vantaggio, Ileo degli Dei secondo, di fuori Immero P e ancora Impossible Joe, sono praticamente rimasti in 4 dopo 800 metri in 1,1,4. Ivor Francis sempre a menare le danze, Ileo degli Dei secondo in corda, Immero P terzo e poi Impossible Joe. Il chilometro che il battistrada percorre in 1,17,2. Ivor Francis sempre in chiaro vantaggio nei confronti di Ileo degli Dei. Ora il parziale da parte di Impossible Joe che avanza dall'ultima posizione del gruppettino e cerca di portarsi sul battistrada Ivor Francis, una frazione di là in 15, 1,32,2 3/4 di miglio, con in vantaggio Ivor Francis, l'attacco di Impossible Joe, poi Leo degli Dei avanti a Immero P. Quando siamo a 300 dalla conclusione Impossible Joe attacca severamente Ivor Francis, la retta d'arrivo per Impossible Joe che attacca Ivor Francis che si difende, attacca Impossible Joe, si difende Ivor Francis, Impossible Joe che l'ha sopravanzato, Impossible Joe passa e vince nei confronti di Ivor Francis, al terzo Ileo degli Dei. 1,15,6 il ragguaglio per la vittoria di Impossible Joe. Carmine Piscoglio per il training di Mario Natinchi, Nicole Bull alla proprietà del 3 anni da Victor Joe che sprinta bene nel finale, vince nei confronti del favorito Ivor Francis che deve ancora rimandare il discorso vittoria. Terza contatto Ileo degli Dei, 7-3-1 in numeri, l'arrivo della seconda.